Renzo Tondo è il capogruppo e consiglio regionale di autonomia responsabile, è partita dalla carne una campagna di informazione con un rammarico, una ferita ancora aperta con il territorio e con i carnici in particolare. Sì, certo, a 2 anni e mezzo di distanza, quasi tre, dalle elezioni che mi videro soccombere nei confronti dei Serracchiani, al di là della sconfitta elettorale che ci sta, nella vita si vince e si perde, una cosa che mi ha dato particolarmente fastidio, e anche tutt'oggi sento un po' le conseguenze, è questo detto c'è il fat tondo pacchiarnie. Allora, io vorrei dire che fare una campagna di informazione, adesso che sono passati un po' di tempo, perché ci vuole un po' il tempo galantuomo, fare un giro per tutta la Calabria a spiegare cosa è stato fatto della mia amministrazione comune per comune, quanti soldi sono stati messi. E sono in tutto, lo dico già fin d'ora, 120 milioni di euro messi in 5 anni in tutti i comuni, sia di centro che di destra che di sinistra. Senza poi contare tutti gli interventi fatti per le imprese, penso all'allargamento dello stabilimento che oggi ospita l'ex EIMA, detta Automotive, penso alla vicenda della cartiera di Ovaro che è stata aumentata di produzione e di posti di lavoro grazie al nostro intervento, penso a tanti interventi sul territorio che sono sotto gli occhi di tutti e che vanno solo ricordati a chi ha cercato di strumentalizzare il tondo non la fanno a pacchiarle. Forse mi sono fatto vedere poco a sciare sullo Zoncolan o in giro per il bar della Carnia, però posso assicurare che le cose che sono state fatte nella mia legislatura non sono neanche lontano parenti del poco che sta facendo o che non ha fatto la Serracchiani. Tra le tante questioni sviscerate quest'oggi, un allarme alla regione su Copca in particolare, perché oltre alle promesse di concreto ancora non c'è niente né per i soci né per i dipendenti. Ma io sono preoccupato e non voglio dar colpa a nessuno di questo, perché le vicende, o comunque non alla politica, perché le vicende sono evolute in una maniera che difficilmente erano gestibili. Però ci troviamo 2 mesi dalla fine dell'anno, 2 mesi che vedranno situazioni di difficoltà e soprattutto vedo, e questo mi preoccupa, che il problema Copca è sparito dall'agenda politica. Io ho cercato di parlarne con Bozzonello, attraverso Bozzonello con Serracchiani, per capire cosa sta accadendo e non ho voluto intervenire finora perché al manovratore io non ho mai creato disturbi. So che in queste situazioni non bisogna parlare sulla stampa, non bisogna andare in televisione, ma bisogna cercare di gestirle. Però vedo che a 2 mesi e mezzo di distanza dalla fine dell'anno non c'è nulla di concreto, non ci sono i soldi delle cooperative a sostegno dei risparmiatori, non ci sono proposte concrete per i negozi.